La Lessinia è una parte della provincia di Verona importantissima che in questi ultimi anni ha avuto un grande sviluppo, ma soprattutto rappresenta le tradizioni, le malghe con i pascoli, con dei prodotti del territorio. Oggi il gnocco rappresenta una parte culinaria di questo territorio, volevamo farlo conoscere alla Regione Veneto e non solo, perché anche molti veronesi ancora magari non conoscono perfettamente questo prodotto, e perciò l'occasione di arrivare qui in Regione e di dare un'ulteriore spinta di volano a un prodotto tradizionale come il gnocco della Lessinia mi sembrava una cosa giusta e corretta anche nei confronti di quei territori, quei comuni che lo rappresentano e che ogni anno si adoperano per valorizzarlo. La festa degli gnocchi di Arbezzо è un importante evento del calendario estivo appunto di Arbezzo, che cade la seconda domenica di agosto. È un evento molto partecipato, anche quest'anno c'è stata un'edizione da record, è stata la 40ª edizione, un numero incredibile che va a ritroso negli anni fino al 1984, quando è stata avviata appunto nelle Malghe per poi essere portata con successo nel capoluogo. È un evento dove il piatto principe ovviamente sono gli gnocchi di Malga e dove da tutta Verona, ma anche dalle province limitrofe, accorrono tutti per assaggiare questo piatto. Un piatto povero, un piatto fatto con farina, acqua, sale, burro e monte veronese vecchio grattugiato. È un piatto che è forte della nostra identità, della nostra tradizione e che vogliamo valorizzare e promuovere ovunque. Il palio dei gnocchi della Lessinia, che appunto su idea della Proloco di Sant'Anna, sostenuto chiaramente da tutta la comunità e dal comune, si mettono a gareggiare, diciamo, le varie cucine che poi si ritrovano anche sul territorio durante l'estate e che rappresentano i vari comuni, per cui Sant'Anna, Arbezzo, Bosco, Roverè, le varie cucine si sfidano al miglior piatto, c'è una giuria che esprime, diciamo, un voto. Questa è chiaramente un'occasione straordinaria di promozione, è arrivata all'8ª edizione, però come abbiamo detto prima noi siamo molto orgogliosi del fatto che questo piatto sta diventando anche un orgoglio per i nostri ragazzi, per cui viene promosso anche come cultura, come ricerca nelle scuole, tant'è che anche le nostre scuole hanno partecipato 2 anni fa a un concorso promosso dalla Regione Veneto e sono state premiate, per cui è bello vedere come i nostri bambini vanno orgogliosi delle tradizioni.